La presenza di 11 candidati sindaco in campo, sostenuti da 28 liste diverse con oltre 1300 aspiranti consigliere comunale, fotografa il quadro di frammentazione che rende incerto il voto a Palermo, sfida clou delle amministrative in Sicilia. Le divisioni attraversano tanto il centrodestra quanto il centrosinistra e tra nomi nuovi e alleanze atipiche si incunia l'incognita del Movimento 5 Stelle. In questo contesto appare molto probabile che si vada al ballottaggio e qui potrebbero venire le sorprese perché nessuno azzarda previsioni sui due nomi che passeranno il primo turno. In ordine rigorosamente alfabetico i candidati sindaco sono Rossella Accardo del Movimento dei Forconi, Alessandro Aricò, FLI, API, MPA, Palermo Avvenire, Chiama la Città, MPS, Gioacchino Basile di Liberiamo Palermo, Marianna Caronia, Amo Palermo, Cantiere Popolare, Udeur, Noi Sud, Città Nuova, Democrazia Cristiana, Massimo Costa, PDL, UDC, Grande Sud, Lista Costa, Tommaso Dragotto, Movimento Impresa Palermo, Fabrizio Ferrandelli, PD, SEL, Ora Palermo, Lista Vizzini, Giuseppe Mauro, ADC, Riccardo Nuti, Movimento 5 Stelle, Leo Luca Orlando, IDV e Sinistra, Marco Priulla, Partito Comunista dei Lavoratori. A sinistra si contrappongono Ferrandelli, vincitore delle contestate primarie, e Orlando, che ha sconfessato l'esito della consultazione di coalizione e prova a tornare a Palazzo delle Aquile, dove ha già amministrato per 15 anni, giocandosi tutta la popolarità di cui gode ancora in città. A destra il trentenne Costa, ex presidente regionale del CONI, schierato inizialmente da FLI ed MPA, è stato in corsa accaparrato dal PDL, cui si sono aggregati UDC e Grande Sud, e deve fare i conti con la Caronia, deputata regionale, ex UDC ed ex MPA, ora alfiere dei popolari di Saverio Romano, incappata nell'arresto per mafia di un candidato in una lista a lei collegata e subito estromesso. FLI e MPA, dopo aver subito lo scippo di Costa, puntano sul deputato regionale finiano Aricò. Questi candidati più forti, almeno sulla carta, imponderabile resta l'effetto Grillo, mentre una certa fetta di consensi potrebbe andare all'imprenditore ultra settantenne Dragotto, che si è pure proposto come figura antipolitica.